Per esempio, l'atmosfera di quando poi arrivavi al club, no? Che tu fossi arrivato in macchina con gli amici o che avessi preso la corriera, le mitiche corriere. Eh? Arrivavi al locale, poi cosa succedeva? Ti mettevi in coda. Ti mettevi in coda Sì. all'ingresso, no? Col tuo biglietto, col timbro di Red Alert. O quello che era il tuo promoter, right? Sì, sì, esatto. E quella però, sebbene non fosse ancora un'esperienza del club in sé, era un'esperienza magica, perché lì potevi immergerti un po'. Tu fai quello che è in coda, no? Tu sei lì in coda, Sì. è così, no? E cominciavi a sentire, intanto che arrivavi, chiudevi la macchina, cominciavi a sentire così, no? Sentivi questa festa che c'era all'interno e di cui tu volevi essere assolutamente partecipe prima possibile, no? E quindi arrivavi e trovavi la coda fuori, che alle volte ti dico anche era voluta, lo sai questa cosa qui, Of course I do. dei Yeah. locali, perché più gente c'era in coda fuori e più si sapeva che la serata sarebbe stata in bomba e quindi ti invitava a fermarti in quel locale piuttosto che un altro. Vabbè, queste qua sono cose tra tra noi. Allora, praticamente arrivavi e c'era appunto la coda fuori e non vedevi l'ora di entrare, soltanto che se non eri messo in lista o non conoscevi il tizio alla porta o il PR amico di turno, ti toccava star fuori anche a meno 10 gradi e aspettare di entrare. Però ecco lì, secondo me c'era, questo lo scrivo anche nel libro, c'era una prima fase di socializzazione, no? Dove incontravi altre persone, intanto stavi in coda e sentivi queste persone che magari non erano di Oderzo, ma erano magari, non so, di Pordenone piuttosto che anche di Padova. Cioè, nel senso, la gente, come dicevo prima, all'inizio si muoveva molto, quindi incontravi tante persone anche logisticamente lontane, che però si facevano strada per venire in locale e ti conoscevi già lì all'ingresso e poi potevano nascere delle nuove conoscenze e poi entravi dentro nel vivo della situazione. E poi c'era il famoso rimbalzo all'ingresso, perché delle volte arrivavi nei locali anche tipo al Matilda, visto che l'abbiamo nominato prima, dove se il buttafuori in serata c'era tanta gente dentro, non poteva far entrare tutti, c'era la famosa selezione all'ingresso, ok? E quindi ti guardavano a testa e i piedi, delle volte ti facevano sentire una merda, nel senso che, cioè, ti guardavano, ti dicevano tu dove vai vestito così. Mi ricordo gli episodi dove c'era gente vestita come me stasera con una scarpa da ginnastica, gli dicevano no, qui non entri stasera con la scarpa così, per dire. Giusto o sbagliato che fosse, comunque questa era la dinamica che c'era, cioè delle volte tu arrivavi lì, mille aspettative, però ti eri vestito in una maniera che secondo i canoni del locale non era consona e tu non entravi. Ma sai cosa ricordo? Cioè, il fatto anche che a volte non era una questione di cattiveria o una questione di... ma era proprio per preservare quell'esperienza che poi all'interno avresti avuto. Perché onestamente era proprio un qualcosa di magico. Cioè, non è che ci fosse un qualcosa di dissonante all'interno di una sala techno piuttosto che in una sala house. C'era un collante generale, no? Che legava. E questo, io dopo anni come te ho lavorato in un sacco di locali, cominciavi a capire. Mi sento d'accordo magari nel fatto di dire che ecco, forse a livello di comunicazione al tempo sarebbe stato magari un po' meglio, no? Educare il pubblico prima dell'arrivo per evitarti di fare un viaggio a vuoto, visto che oggi purtroppo la comunicazione al tempo non lo era, ecco, efficiente come oggi. Però anche se oggi vai in clubs come, I don't know, like the Berghain in Berlin and like chiaramente hai un'esperienza che è coesiva con quello che è l'outfit, con quello che è parlavi prima, no? Rimanevi fuori a 10 gradi, non c'erano guardaroba una volta nei clubs, you know? Stavi in linea. C'erano, ma tipo avevano 100 posti dentro i 3000, Diciamo quindi parliamo di, facciamo anche un'altra Sì. parentesi, cioè parliamo dei club che avevamo nel nord-est, quindi nel nord-est d'Italia per esempio, no? Chiaramente sappiamo di un sacco di altri clubs al mondo dove andavi a avere un altro tipo di esperienza, però per quello che avevamo qui era proprio di questo tipo.